Mi chiamo Feto, sono un cantautore elettropunk e vengo da Bagnolo. Grido alle macchine che tagliano la notte, con i loro occhi gialli, come quelli dei gatti che stanno negli appartamenti e mi deridono. Il feto è un qualcosa che è in costante evoluzione, non è mai fermo, non è mai uguale a se stesso di un secondo prima, ed è una cosa che si può rispecchiare nella mia musica perché, essendo una musica molto giovane, come me, cresce continuamente e allo stesso tempo varia. E diciamo che io non ho un genere ben definito, io non è che faccio rock, faccio rap, faccio elettronica, io faccio un po' tutto quello che mi pare, quello che mi piace, quello che ascolto, poi lo riverso nella mia musica. Ho tantissime influenze e quindi non vedo perché dovrei limitarmi a un singolo genere, anche perché mi diverte molto di più cercare di sperimentare, cercare sempre nuovi suoni. Probabilmente sono stato una cagna, prima che a mio padre venisse un'idea. Probabilmente sono stato una cagna, prima che a mia madre venisse un'idea. Sicuramente gli artisti che mi hanno ispirato di più sono tanti artisti della scena indipendente italiana come i Tre Allegri Ragazzi Morti e le luci della centrale elettrica per quanto riguarda magari la scrittura e il cercare di crearmi comunque un mio immaginario proprio all'interno dei testi. Mentre musicalmente sono stato molto influenzato da gruppi indie rock, alternative rock, comunque britannici o americani come i The National o i Radiohead, comunque anche gli Sticky Fingers che sono un gruppo australiano, e tutti questi gruppi che comunque creano diciamo un bel connubio tra musica suonata, musica elettronica e cantautorato, che è una cosa che comunque sento molto vicina alle mie corde. Probabilmente sono stato una cagna, prima che a mio padre venisse un'idea. Probabilmente sono stato una cagna, prima che a mia madre venisse un'idea. Il prossimo disco che uscirà si chiama Questo cielo così bianco, è diciamo una sorta di concept album e racconta diciamo la storia di questi due personaggi che non sono ben inquadrati diciamo in una sagoma precisa, e dal momento che all'interno di una storia del disco possono essere individuati come protagonisti, ma in realtà sono anche due facce della stessa personalità. Si chiamano Cagna e Blu come due canzoni del disco e sono due personaggi che appunto cercano di affrontare diciamo la vita in un luogo diciamo che loro vedono come che loro sentono stretto sulle loro spalle, in una zona di provincia come potrebbe essere la nostra, e quindi è la storia di questi due personaggi che cercano insomma di trovare una loro strada all'interno appunto di un luogo, del luogo nel quale vivono, attraverso appunto la musica o l'amore o piuttosto quello che insomma riesce ad elevarli. Per l'ultima volta, ma adesso che tu te ne vai, o forse è colpa mia. Il mio primo disco, che si chiama Lobotomia della cameretta, è uscito circa un anno fa e appunto non ha, al contrario di questo nuovo disco, non ha un tema ben preciso, ma racchiude un po', è come se fosse una sorta di best of delle canzoni che ho scritto negli ultimi 5 anni e che, sì, 4-5 anni, che raccontano un po' tutto quello che sono. Ci sono tanti pezzi che raccontano insomma di una sorta di attaccamento comunque al mondo naturale, che è una cosa che sento molto mia, un attaccamento alla natura, al vivere diciamo senza cercare sempre un qualcosa di più che magari ci può offrire la società in cui siamo, ma un ritorno diciamo alla semplicità della vita in amicizia all'interno della natura. È un disco che sicuramente parla, ma come anche il nuovo album, parla dei miei migliori amici, delle nostre esperienze, diciamo anche delle pressioni che subiamo, delle gioie che ci causiamo in qualche modo. Sicuramente appunto le amicizie sono al centro di quello che scrivo. I miei amici sono probabilmente l'ispirazione più grande, in quanto appunto sono le persone più vicine a me che meglio vanno a dipingere i personaggi di quelli che possono essere i miei testi e diciamo i paesaggi che cerco insomma di narrare con le mie canzoni. Io vorrei creare una sorta di immaginario che parla dei posti dove sono nato, che apprezzo e allo stesso tempo sento stretti, nei quali insieme ai miei amici cerco di trovare una via non di uscita, ma una via
affermazione, anche grazie alla musica che scrivo. Combattere ancora ed io ti starò accanto, amica mia. Aprimi la tua porta. Nel mio territorio, quindi non solo Conegliano ma anche i paesi vicini, insomma c'è una scena molto forte, nel senso ci sono moltissime realtà, alcune molto interessanti, e il problema forse è sono un po' le poche opportunità che ci vengono date. Per esempio mi viene in mente Conegliano è diciamo una città comunque di medie dimensioni, però è la seconda più popolosa della provincia e non ha uno spazio dedicato ai concerti o alla musica, per esempio. Vabbè, a parte la zoppa serena, ma per la musica, per la musica diciamo emergente non le vengono dedicati i giusti spazi dal nostro punto di vista, e questo può essere sì diciamo un punto a sfavore, ma anche diciamo quello che ci dà la carica per crearci da soli, diciamo, le situazioni dove far arrivare la nostra musica. Chiaramente una città dove non ci sono concerti, cosa facciamo? Scriviamo a tutti i locali delle regioni confinanti e cerchiamo di andare a suonare il più possibile. È una città dove non ci sono radio, scriviamo alle radio online, facciamoci fare le interviste, facciamoci fare i passaggi nelle web radio, perché dobbiamo cercarci noi una strada per uscire, diciamo, dall'ombra in cui magari questa città può essere stata messa musicalmente, e cercare di far sentire il nostro nome facendo sentire le nostre canzoni. Io sono Feto, questo Cielo Così Bianco è il mio nuovo disco che è da poco uscito, potete trovarlo su tutti i digital store e i servizi di streaming. Ascoltatelo, scrivetemi cosa ne pensate, venite ai concerti quando si potranno fare.